Si è insediato il nuovo consiglio comunale di Cattolica Eraclea. Giusia Lagni è stata rieletta presidente per il secondo mandato consecutivo. Durante la seduta, oltre al giuramento dei consiglieri, anche quello del sindaco riconfermato Santino Borsellino, presenti anche 4 nuovi assessori che sono Michele Spezio, vice sindaco, Cinzia Gurreri, Rosi Proietto e Cosimo Di Rosa. Vicepresidente è stata eletta Giuseppe Messina. Il consigliere Giuseppe Sciortino è stato nominato capogruppo della maggioranza, mentre il consigliere Nicola Piazza capogruppo della minoranza. Le interviste. Già siamo pronti a ripartire, abbiamo formato la giunta, il consiglio comunale già abbiamo un presidente, c'è tanto lavoro da fare giustamente perché stasera la macchina amministrativa stiamo organizzando tutti i vari uffici e cercando di lavorare sempre nel interesse della comunità e dare risposte ai cittadini. Riparte una nuova stagione, ovviamente altri 5 anni saremo qui ad aiutare la popolazione, ad essere presenti e la porta del sindaco voi sapete che è sempre aperta, la mia lo stesso, siamo qui. Vi aspettiamo più forti di prima, più orgogliosi di prima. Per me innanzitutto è un onore presiedere la prima seduta del Consiglio Comunale, poi ringrazio i miei colleghi che mi hanno dato la fiducia di parte come capogruppo della minoranza. La nostra opposizione sarà una opposizione costruttiva, cercheremo di lavorare con il Comune e di dare il nostro massimo. Intanto voglio dire grazie ai consiglieri che mi hanno proposto come capogruppo. Voglio fare un augurio di buon lavoro a tutti i consiglieri comunali, ai vecchi nuovi consiglieri comunali, ai giovani che sicuramente sarà un'esperienza positiva perché abbiamo solo un unico interesse, il bene di questo comune. Quindi grazie ancora e buon lavoro a tutti i consiglieri comunali.